Attilio, un alpino del Beunese, si congeda da militar e gli fa assomare: Mamma, mamma, come regalo di congedo, mi domani vorrei partire andare su al mar, c'è una bella giornata, vorrei andare su al mar, non ho mai visto il mar, mamma, mi piacerebbe tanto. Va bene, ti contento, va su al mar domani, dai, dai, e per mangiare, mangio qualcosita, quel che trovi, no, che quel che ti trovo, che costa tutto quel che costa andare in giro a spendere skate. Ascolta, quale punta e cunicio in frigo da finire, ti porta a trio, punta e cunicio. Ah, va bene, mamma, va bene, sì, sì, va bene. Il giorno dopo suo madre che prepara punta e cunicio, sainetto che butta dentro acqua, un po' di roba, lo sistema, crema solare, tutte che robette lì, e lui parte e va su al mar contento. Arriva su a Jesolo e vede tutta sta acqua, ma guarda quanta acqua, ma che bel sto mare, ma è un spettacolo. Noi vediamo un breone sdraio in prima fila davanti al mar lì, si mette su in costume, si spalma la crema, si sistema tutto benonda, spapparazzà davanti all'acqua. Dopo 5 minuti non arriva un pezzo di gnocca, una sberla, una sventola vetosa, mora capelli lunghi, la si mette in parte di lui, anche ella non è già un breone sdraio. Dopo 5 minuti che lei lì la si piazza davanti di lui, ascolta Bea, ti hai fatto in parte che ho da guardare il mar. Guarda che mar, ma quanto che è bello sto mar. Dopo neanche 5 minuti ti vede la tipa se cava sul tocco di sora, tette fuori davanti di lui e lui. Oh, allora ti sposti tu sì o no che ho da guardare il mar? Si sposta, guarda che spettacolo sto mar, ma quanto è bello sto mar. Non passa neanche 10 minuti, ti vede la tipa, il tocco di sora le sacava, la cava il tocco sotto, nuda completa davanti di lui, piazzata. Oh, ma allora non ti capisce niente, t'ha da spostarti, tirarti in parte che ho da guardare il mar. Oh, ascolta, Bel, ma tuo mare non ti ha fatto l'osel? No, la mi ha fatto Puente e Cunicio.